Amici di Vadamax, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti anche in un nuovo appuntamento di Karting Vlog, Vita Kartista. Ok, credo che dovrò essere molto veloce in questa intro perché sono leggermente in ritardo, visto che ho trovato veramente il delirio per raggiungere qui Jesolo. Infatti mi trovo alla pista azzurra di Jesolo, finalmente giro su un pezzo di storia del kartismo italiano, perché parteciperò per la seconda volta come wildcard al campionato degli amici del kart di Veneto. Format semplicissimo, 10 minuti di qualifiche, gara da 12 giri. Adesso non so se sarà contingentato nei tempi come lo stato a Chioggia, ve lo lascerò qui in alto nelle schede e speriamo di divertirci, dai. Bene, qualifiche qui dalla pista azzurra di Jesolo, card numero 10, sperando che Dio ce la mandi buona. Pista un poco illuminata, non lo so perché. Vabbè, andiamo. Oh, Sodi SR20, batteria A, che sembra essere quella più tosta. Mi sento anche un po' meno costretto nel paracostole. Sarà magari l'allenamento che mi sono messo a fare? Oh, umida la pista, scivola tantissimo, veramente. Oh cazzo, che bella che è sta pista, veramente. Cioè, non è la serata ideale per girare, tanta umidità, non lo so. Però cazzo che bella che è sta pista, oh. Porca troia, veramente. Sta curva qui è veramente infame perché tende a portarti tanto fuori. Ostia, che brutto! Oh, largo, no. Ho dato gas troppo presto. Oh, come scivola il kart, veramente. Proviamo a seguire un po' Munaretto, dai, che lui corre nel Brix Kart Championship col team Paprika, per cui è uno che ti sa andare in kart. Proviamo a seguire un pochino le traiettorie. Madonna di Dio, perché? Tanto sotto sterzo, veramente. Come se le gomme facessero fatica ad andare in temperatura, veramente. Tipo qua per esempio. Qualifiche concluse, non sono andato bene, anche perché comunque primo turno, gomme fredde, pista umida, traiettoria umida, il kart scivolava veramente tanto, specialmente in inserimento avevo pochissimo grip, però devo ammettere che la pista mi piace veramente tanto, veramente. Cioè girare qui di giorno deve essere una figata atomica perché ti diverti come un pazzo a impostare le traiettorie, a prendere il ritmo, cioè è una di quelle piste che mi può piacere, un po' come Lignano, anche se diciamo le differenze ci sono tra Jesolo e Lignano appunto.
Adesso è in pista la qualifica del gruppo B, che di sicuro avrà molta più fortuna di noi perché comunque ha gomme più calde, pista più gommata, traiettoria asciutta, insomma c'è tanta umidità stasera, per cui è un fattore da tenere in considerazione, per cui adesso l'importante è divertirsi, però cerchiamo di fare anche un bel risultato, no? Purtroppo il passo gara è quello che è, ho fatto un po' fatica a prendere il ritmo perché appunto le gomme adesso sono calde, perfetto, adesso si andrà molto meglio. Ok, sequenza 4, 3, 2, 1, ah! Ok, in queste condizioni è buona prassi scaldare bene le gomme. Questo frena bene, altro che... oh che bello che è questo! Mamma mia! Questo frena bene, altro che... questo frena molto meglio! Mamma mia che differenza! Dai che forse un po' di fortuna ci vuole! Vediamo di non far casini alla curva 1. Oh che bello che è! Sto freno qua è bestiale, veramente! Appena lo tocchi frena! Veramente! Oh che bello! Quindi parto sul lato interno. Curva 1 sarà tosta, specialmente magari il secondo tornantino. Partenza in griglia Benù, sarà dura la prima curva. Signori, che Dio ce la mandi buona. Quando si spengono tutte potete partire, Buona partenza, dai. Cazzo! Porca troia! Cosa? Figa che botta! Non sapevo se l'ha mandato a finire così, Cazzo, questo va, Porca troia se va! Questo posso guidarlo come mi pare. Questo finalmente è un carbono, altro che... voglio vedere i cazzo i tempi dopo. Oh, cazzo come blocca. Sbam dentro! Cazzo qua si buttano fuori con niente, veramente. Comunque è un kart che va veramente bene, un po' di fortuna dai. Cazzo quanto ho recuperato su sta curva. Largo. Oh come va questo. Sbam! Così si fanno i sorpassi! Di cattiveria! Manovra evasiva! Potevi non chiudermi! Potevi non chiudermi, Hai voluto te! Cazzo, così avrebbe ragionato Senna veramente! Guarda psicologica! Madonna che velocità! Dentro! Cattivo! Così si fa! Bam! Così si fanno! E andiamo! Oh largo! Cazzo, sbagliato qua! Andiamo a prendere i due davanti, vediamo cosa viene fuori. Mamma come va sul dritto ragazzi sto kart!
proviamoci almeno. Per avuto un giro più lo prendevo. Non so come sia andata, Vabbè, oh. Cazzo che tramvata qua il tornantino, ecco i rischi di partire in mezzo al gruppo, ecco uno dei rischi di partire in mezzo al gruppo, veramente. Che tramvata che ho preso, ragazzi, mamma mia, cioè ho preso una tramvata assurda sulle costole e sul piede destro perché sono andato a sbattere contro la protezione laterale dell'acceleratore, mamma mia, mi stava per bucare il piede quasi, per fortuna non mi sono fatto niente. Da dire sta roba qua la Sodino, va bene, però cazzolina, quanto può fare la differenza un kart decente? Io mi sono divertito, ho cercato di sfruttarlo al massimo e adesso vediamo il risultato di sta ricetta. È stata una serata assurda, veramente. Forse una delle gare più folli ma belle a cui abbia mai preso parte, veramente. Sono felicissimo. Ringrazio i ragazzi degli amici del Kart Veneto per, diciamo, avermi accolto anche stasera. Vi lascerò giù in descrizione il link alla loro pagina Facebook, così se volete provare anche voi a cimentarvi in una delle loro prossime gare, credetemi, ne vale la pena. Jesolo poi è una pista bellissima, veramente, mi sono divertito come un matto, è una pista vecchio stampo ma divertentissima, veramente mi è piaciuta veramente tanto e le sensazioni che ho avuto quel paio di volte che sono andato lì per altri motivi sono state ampiamente confermate. È una pista bellissima, veramente, mi sono divertito veramente tanto a guidare, non ho parole, pista bellissima, veramente. Per quanto riguarda la gara, folle, assurda, altri aggettivi non mi vengono al momento, per cui veramente ho lasciato parlare le immagini e veramente ho avuto anche la fortuna di beccare un kart che andava, perché effettivamente senza un kart competitivo avrei fatto veramente poco o niente. Veramente quel kart lì è un missile, in rettilineo proprio si mangiava tutti quanti a colazione, dopo anche in trazione andava veramente bene. E sono molto felice, almeno che questa volta sono stato fortunato a beccarmi un kart competitivo. Per cui, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, a iscrivervi al canale, a passare a tutti i social che trovate in iscrizione Facebook e Instagram, attivate la campanella delle notifiche, quella molto importante. Lo speciale 500 iscritti è in fase di definizione, devo registrarlo, però credo che per fine mese sarà pronto. Lo so, con qualche mese di ritardo, nel frattempo sono arrivato anche a quota 600. E che dire, serata fantastica, pista bellissima e divertimento allo stato puro. Spero di poter ripetere ancora l'esperienza. Dal vostro Rodomax è tutto, ci vediamo nei prossimi video. Bye bye!